Buonasera e ben ritrovati al nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Protesta questa mattina a Catanzaro dei tirocinanti degli enti locali calabresi, chiedono l'equiparazione ai tirocinanti della giustizia. Donna per 20 anni violentata e ridotta in schiavitù, in manette ai presunti aguzzini, è accaduto nella piana di Gioia Tauro. Obbligo di dimora per 2 maestre di Zungri nel Vibonese. Le indagini dei carabinieri hanno documentato i maltrattamenti nei confronti di alunni di prima elementare. Sciolta dal Consiglio dei Ministri l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per sospette infiltrazioni dell''ndrangheta, nominata una commissione straordinaria, il ministro Grillo dice il governo non fa passi indietro. Sigilli a 3 depuratori a Montalto-Fugo nel Cosentino. Intanto il sindaco di San Vincenzo La Costa, nel cui comune tutti gli impianti sono stati sequestrati, ai nostri microfoni dice attendiamo i finanziamenti per sbloccare la situazione. Demolito questa mattina a Cosenza un manufatto abusivo nel quartiere Serraspiga, recintata abusivamente un'area destinata a parcheggio della Protezione Civile. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, apriamo con la pagina del lavoro perché c'è stata una protesta questa mattina a Catanzaro proprio dei tirocinanti degli enti locali calabresi. Chiedono l'equiparazione ai tirocinanti della giustizia. Sono centinaia ed arrivano da tutta la Calabria la protesta dei tirocinanti degli enti locali questa mattina a Catanzaro nel piazzale della cittadella regionale. Precari da 10 anni, esattamente dal 2009, denunciano la disparità di trattamento rispetto ai tirocinanti della giustizia. Non bisogna fare figli e figliastri perché ormai ci siamo stancati. Facciamo parte di un unico bacino. Il bacino è quello, non bisogna fare nessuna distinzione. Prestano la loro opera per comuni e provincia, un sussidio da 500 euro meno del reddito di cittadinanza, ma vogliono lavorare e chiedono un'integrazione al reddito. Hanno bisogno di noi, però con questa miseria, 500 euro, che cosa sono? Non sono niente. Quindi se hanno bisogno, perché non ci danno una possibilità di mantenere una famiglia? Così non possiamo andare avanti, come facciamo? Parole chiavi della protesta sono equiparare questi tirocinanti al resto del bacino e svuotare lo stesso, in sintesi stabilizzare e dare un futuro dignitoso a tante famiglie. Un percorso di equiparazione tra tutti i bacini che attualmente stanno prestando servizio negli enti locali, quindi anche con un riconoscimento di titoli così come è stato e come sarà per gli uffici giudiziari, affinché questi titoli possano essere spesi in futuro anche per una collocazione attraverso concorsi negli enti locali che risentono della mancanza di personale, un po' anche per quota 100, un po' per i pensionamenti e anche per chiedere spiegazioni in merito ad una banca dati che da oltre un anno che non si capisce appunto se vi sono ancora delle risorse per poter proseguire questi percorsi ed evitare di lasciare migliaia di tirocinanti in mezzo alla strada. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca adesso perché una donna per 20 anni è stata violentata e ridotta in schiavitù, in manette sono finiti i presunti aguzzini, è accaduto tutto nella piana di Gioia Tauro. Ridotta in schiavitù, violentata e costretta ad abortire, l'incubo per una donna residente nella piana di Gioia Tauro, oggi quarantenne, è iniziato 20 anni fa, quando conobbe in un centro per anziani un sedicente sociologo. Lei soffriva di una forma di anoressia, l'uomo si offrì di aiutarla, riuscendo a soggiogarla psicologicamente e fisicamente, per costringerla a subire in silenzio ogni tipo di abuso e violenza sessuale, fisica e psicologica. Le aveva fatto credere di essere un potentissimo massone e di avere per questo amicizie e coperture istituzionali, contatti e relazioni con le forze dell'ordine e il clero. Dopo oltre 20 anni però la donna ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla polizia, che oggi ha arrestato i suoi presunti aguzzini, un 70enne di Cittanova accusato di riduzione in schiavitù e un 55enne di Polistena per atti persecutori aggravati, il primo in carcere, il secondo ai domiciliari. Ai poliziotti la donna ha raccontato la sua drammatica storia, iniziata nel 1998, quando conobbe
conobbe l'uomo che oggi ha 70 anni. All'inizio si mostrò protettivo anche verso gli altri componenti della famiglia della vittima, l'aiutava anche con piccole somme di denaro. Poi arrivarono le violenze fisiche, gli abusi e quando lei rimase incinta l'uomo l'avrebbe costretta ad un rischiosissimo aborto clandestino. Nel 2017 però la donna ha deciso di dire basta, di tenerlo lontano, di negarsi quando lui la cercava ed è iniziata una vera e propria persecuzione. L'uomo la pedinava, si appostava sotto casa sua, la tempestava di messaggi e chiamate. Con l'aiuto di un complice le faceva intendere di essere perennemente seguita e controllata. La donna alcuni mesi fa ha raccontato tutto agli inquirenti, ha ripercorso passo passo una vita da schiava sopportata per decenni in silenzio per vergogna, bisogno e paura. Un'altra storia triste arriva dal Vibonese perché c'è un obbligo di dimora per 2 maestre di Zungri. Le indagini dei carabinieri hanno documentato maltrattamenti nei confronti di alunni di prima elementare. Quando i carabinieri della stazione di Zungri, allertati da alcune mamme che avevano denunciato comportamenti anomali dei loro figli, hanno avviato le indagini installando telecamere nell'aula della prima elementare, il turbamento è stato forte. Bimbi di appena 6 anni presi a schiaffi, colpiti con quaderni, tirati dalle orecchie, minacciati ed insultati in un clima di generale intimidazione e soggezione. Tutto questo veniva documentato in un'aula della scuola primaria di Zungri. Protagoniste 2 maestre, alle quali questa mattina è stata notificata un'ordinanza cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni della prima elementare. La nostra attività è iniziata a inizio dicembre, fine novembre, inizio dicembre. È stata svolta un'attività di tipo audio-video, di intercettazione all'interno appunto della classe in cui erano presenti le insegnanti. Voi avete identificato solo questa classe, solo questi insegnanti, non avete altri sospetti? No, assolutamente no. Sorpresa e sconcerto all'interno della scuola appena appresa la notizia, anche perché nulla lasciava immaginare una simile situazione e niente era mai trapelato nell'ambiente scolastico. No, assolutamente no. Dall'inizio dell'anno scolastico io sono un dirigente in reggenza presso l'Istituto Comprensivo di Cessaniti, da cui dipende questo edificio scolastico, la scuola di Zungri. E dall'inizio dell'anno scolastico nulla assolutamente è pervenuto agli atti, all'amministrazione, né una segnalazione verbale, nemmeno quella per la quale prendere un provvedimento anche informale, perché se davvero verranno appurati i fatti che sono contestati e mi dicono che ci sono anche delle immagini, mi è stato riferito, se le immagini sono inequivocabili c'è un reato, viene acclarato il reato di maltrattamento e allora le docenti ne sono responsabili e pagheranno per quanto hanno fatto sicuramente. Intanto sono sospese dal servizio e c'è un procedimento disciplinare in atto da parte dell'amministrazione scolastica come conseguenza dovuta, come atto dovuto, e l'inchiesta della magistratura procederà, andrà avanti e tutto è già in mano, anzi da sempre possiamo dire, in mano alla magistratura proprio perché nulla è passato dalla scuola. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di sanità perché il Premier Giuseppe Conte ha condiviso la necessità di un decreto per affrontare e superare l'emergenza della sanità calabrese evidenziata proprio dal Ministro della Salute nei giorni scorsi Giulia Grillo nell'incontro proprio con il Presidente del Consiglio. Il decreto si apprende conterrà misure forti per il ripristino della legalità fino anche alla rimozione completa delle figure apicali della sanità calabrese. Il decreto sarà pronto nei prossimi giorni, ma prosegue la nota, hanno concordato sia Conte che il Ministro alla Salute che conterrà misure emergenziali temporanee ma decise, con l'obiettivo di ripristinare la legalità e restituire ai cittadini il diritto alla salute. Grillo è dunque confrontata con il Presidente del Consiglio, il quale ha recepito le indicazioni del Ministro in merito proprio all'emergenza sanitaria in Calabria. Nei prossimi giorni si lavorerà per finalizzare un testo condiviso del decreto che sarà pronto a breve. Intanto il primo provvedimento è stata sciolta dal Consiglio dei Ministri l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per sospette infiltrazioni dell''ndrangheta. Nominata una commissione straordinaria, il Ministro Grillo ha detto che il Governo non fa passi indietro.
Lo aveva annunciato il ministro della Sanità Giulia Grillo nel blitz della scorsa settimana nell'ospedale di Polistena e alle parole sono seguiti i fatti. Il provvedimento per l'azienda sanitaria provinciale dell'area dello Stretto non si è fatta attendere. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato lo scioglimento dell'ASP di Reggio Calabria per sospette infiltrazioni dell''ndrangheta, affidandone la gestione ad una commissione straordinaria. La decisione assunta su proposta del prefetto di Reggio Michele Di Bari in base all'esito dell'accesso antimafia eseguito nei mesi scorsi. I commissari incaricati della gestione provvisoria dell'ente sono il prefetto Giovanni Meloni e i dirigenti del Ministero dell'Interno Maria Carolina Ippolito e Domenico Giordano. Il governo, fa sapere il ministro Grillo, non fa un passo indietro e continua il suo impegno per cambiare radicalmente la sanità calabrese a dispetto di chi si avvantaggia di questa situazione. Una vicenda su cui i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Antimafia prendono posizione. Le indagini, affermano in una nota, fanno il loro corso, ma se le accuse verranno confermate sarebbe l'ennesimo caso di criminalità organizzata che si infiltra in uno dei settori chiave della società. Questa situazione è intollerabile. L'impegno della bicamerale di cui facciamo parte si conclude e nel monitoraggio costante della situazione. A Catanzaro adesso, dove l'ANCI Calabria ha presentato le proposte di modifica alla legge sullo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, una norma, è stato sottolineato, che presenta diverse criticità. Parte dall'ANCI Calabria la proposta di modifica al testo normativo in materia di scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose. Oggi a Catanzaro, nella sede regionale dell'Associazione dei Comuni Italiani, sono stati illustrati i dettagli della proposta. Tra gli obiettivi, cercare di rendere lo scioglimento di un ente comunale provinciale uno strumento eccezionale, garantire poi da parte degli organi preposti un accertamento quanto più esaustivo possibile nella valutazione degli elementi sintomatici di un possibile condizionamento mafioso della vita amministrativa. Controbilanciare inoltre la discrezionalità degli organi accertatori nell'iter di possibile scioglimento attraverso strumenti di garanzia di fondamentali diritti di natura costituzionale. Noi abbiamo individuato alcune specifiche modifiche sulle quali ovviamente intendiamo confrontarci con le forze politiche, lo faremo già nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e insieme all'ANCI nazionale chiederemo che quelle che sono le proposte che oggi qui presentiamo possano essere tenute in adeguata considerazione in una attività di revisione di questa norma che riteniamo si debba attuare in tempi celeri. A coordinare il gruppo che ha lavorato al nuovo testo di legge il sindaco di Rende Marcello Manna, membro del consiglio direttivo di ANCI Calabria. Dalla ANCI Calabria parte un dibattito secondo me assai importante su quello che è la tutela dei comuni in generale, ma in particolare ovviamente i comuni della Calabria, che sono già sofferenti per aspetti di natura finanziaria e che si vedono spesso anche colpiti da provvedimenti che poi vengono annullati dagli organi preposti al controllo. E torniamo alla cronaca con i sigilli a 3 depuratori a Montalto Fugo nel Cosentino, mentre interviene il sindaco di San Vincenzo La Costa, nel cui comune gli impianti sono stati sequestrati. Ai nostri microfoni dice: attendiamo i finanziamenti per sbloccare questa situazione. Questa è una delle 7 vasche messe sotto sequestro dai carabinieri forestali nei giorni scorsi nel territorio di San Vincenzo La Costa. Secondo la procura sono tutte in violazione della normativa ambientale. Il provvedimento non è una sorpresa. Le fosse IMOF, così vengono chiamati questi pozzi utili alla decantazione dei fanghi, sono uno strumento inadatto a gestire la raccolta dei liquami di una comunità popolosa. Il sindaco Iannotta in passato aveva denunciato la grave situazione preesistente al suo insediamento, avvenuto nel giugno 2017. Adesso deve difendersi dalle accuse mosse alla procura. È una situazione che si trascina da anni e che io ho denunciato subito dopo il mio insediamento con lettere scritte a tutti gli enti sovraordinati, anche alla Procura della Repubblica. Il comune di San Vincenzo La Costa non ha sistema di depurazione. Le vasche che sono state sequestrate sono delle vasche di accumulo del tutto non a norma e la cui gravità è conclamata, tant'è che il comune di San Vincenzo La Costa rientra tra i 130 comuni che è stato interessato da un grosso finanziamento di quella delibera CIPE 60 del 2012 di ben 35 milioni di euro, il cui scopo finale è collegare tutte le reti fognarie del comune al depuratore Coda di Volpe in Rende. San
San Vincenzo La Costa quindi è in buona compagnia. La situazione della depurazione calabrese è oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea e intanto i finanziamenti che servirebbero a migliorare la situazione sono come al solito fermi. Per quanto riguarda il finanziamento di 35 milioni che interessa tutta la zona e i comuni che fanno capo al Consorzio Vallecrati, dalle notizie recenti che ho si sta sbloccando la situazione, però è una situazione che va avanti da anni nelle inefficienze burocratiche degli enti sovraordinati. Nello stesso tempo noi abbiamo ottenuto, da quando ci siamo insediati, un altro importante finanziamento per la realizzazione di un altro tratto di rete fognaria e soprattutto per una delle vasche sequestrate che non rientreranno nel collettamento del Vallecrati, abbiamo ottenuto un finanziamento per realizzare un fitodepuratore. L'amministrazione comunale, sostiene il sindaco, ha provveduto ad effettuare la manutenzione delle vasche, ma per un sistema palesemente inadeguato e sproporzionato al numero degli utenti servirebbero interventi di svuotamento quasi quotidiani. Ho fatto nel mese di febbraio un'ordinanza, proprio prendendo atto del fatto che i lavori non sarebbero iniziati, ho dovuto fare un'ordinanza di manutenzione straordinaria. E ripeto, per quanto inutile e non risolutiva, però avevamo iniziato a fare un lavoro di questo tipo. È chiaro che col sequestro questa attività viene bloccata. Intanto, a pochi chilometri di distanza, nel territorio di Montalto Ufugo, i carabinieri hanno posto sotto sequestro altre 3 fosse biologiche, quelle delle frazioni Comicelli, Santa Maria Castagna e Palantoro. Anche in questo caso, i liquami raccolti finiscono per riversarsi nel suolo e nei corsi d'acqua. Restiamo a Cosenza perché è stato demolito questa mattina un manufatto abusivo nel quartiere Serraspiga, recintata abusivamente un'area che era stata destinata a parcheggio della Protezione Civile. Anche il TG satirico Striscia la Notizia si è occupato qualche giorno fa di un manufatto sorto nel quartiere di Serraspiga, a Cosenza, dove era stata recintata da molti anni e abusivamente un'area che invece sarebbe dovuta essere un parcheggio della Protezione Civile. La vicenda venne alla luce nel 2012 a seguito di un'operazione coordinata dalla Procura Cosentina che sequestrò ben 12 aree, arrestando anche un funzionario dell'Aterp. Oggi le ruspe, a soli 2 giorni dall'interessamento di Striscia, hanno fatto la loro comparsa sul luogo. Il sindaco ha emesso una lettera di indirizzo nei giorni scorsi, immediatamente dopo le note notizie che andarono anche su Striscia la Notizia, di verificare l'esecuzione di questo sequestro che ci fu in passato, anche richiamando sue note di ripristino alla legalità per quanto riguarda sia gli abusi edilizi che le occupazioni di aree pubbliche. Questi manufatti sono stati già oggetto di un'ordinanza di demolizione, ma evidentemente sono stati ricostruiti. Ora l'area sarà riconsegnata alla comunità. Sì, perché ha una sua funzione pubblica, perché era quella di ammassamento nel caso di calamità o emergenze, ha quindi questo suo precipuo scopo e questa azione fa sì che si ripristini il suo originario scopo. I lavori di demolizione si sono svolti in piena tranquillità e senza resistenze da parte di alcuno. Devo dire la verità, stamattina siamo venuti con circa 20 vigili, devo dire che abbiamo avuto la possibilità di operare tranquillamente. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Era rinchiuso nella sezione Alta Sicurezza 3 del carcere di Spoleto il detenuto di origini calabresi che, ricoverato in ospedale a Terni, ha tentato di evadere aggredendo 2 guardie carcerarie insieme a un altro detenuto e dandosi alla fuga. L'uomo, 51 anni, sta scontando una condanna per reati associativi fino al 2021. Mentre il compagno veniva bloccato, si è impossessato di un'auto aggredendo a morsi la conducente, ma è stato inseguito e raggiunto dalla polizia stradale presso un'area di servizio all'uscita della città. Ferito lievemente a un ginocchio, il detenuto è stato riportato in ospedale dove è piantonato. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Paola hanno arrestato un 20enne di Longobardi incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sottoposto a controllo stradale, il ragazzo ha mostrato segni di agitazione e nervosismo. Insospettiti militari hanno eseguito una perquisizione all'interno della sua abitazione e hanno trovato 6 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 50 grammi, 75 euro in banconote di piccolo e medio taglio e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.
Beni per un valore di circa 3,5 milioni sono stati sequestrati dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro all'imprenditore di Rosarno Giuseppe Nasso, di 40 anni, l'uomo arrestato nell'operazione Ares, scattata l'estate scorsa con l'arresto di 45 appartenenti alle cosche di 'ndrangheta dei Carciola e dei Carciola Grasso. Le indagini che hanno portato all'esecuzione del sequestro, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, hanno permesso di appurare la partecipazione di Nasso, arrestato con l'accusa di associazione mafiosa alla cosca Carciola Grasso. Il sequestro ha riguardato denaro contante, conti correnti, polizze assicurative e un'impresa individuale comprensiva di tutto il compendio aziendale e beni immobili. Ed ora parliamo di sport, in questo caso di tuffi, perché ripartono da Cosenza gli allenamenti del campione Giovanni Tocci, che punta ad obiettivi sempre più ambiziosi. Il suo palmarès è sempre più lungo e impreziosito dagli ottimi risultati conseguiti, ai quali si aggiungono gli ultimi in ordine di tempo: medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest e doppio argento agli europei di Londra e Glasgow nel trampolino da 1 metro, ma Giovanni Tocci è già pronto a nuove sfide e a nuovi traguardi da inseguire. È una stagione molto impegnativa, vede appunto a luglio i mondiali in Corea e ad agosto gli europei a Kiev. Sono appunto gare importanti, le più importanti della stagione. Come hai ben detto, da 1 metro sono già qualificato visti i risultati dell'anno scorso, perché ho preso la medaglia agli europei di Glasgow 2018 e per la medaglia anche dei mondiali di Budapest 2017. Ovviamente la specialità più importante quest'anno sono i 3 metri, perché comunque è la specialità olimpica. Diciamo che stiamo puntando tanto su quella, ci stiamo allenando di più dai 3 metri per raggiungere in un certo senso quello che è l'obiettivo principale, che poi avverrà nel 2020. Campione di tuffi nostrano, ha mosso nell'impianto cosentino i suoi primi passi e proprio da qui, dalla Calabria, traccia il percorso da intraprendere negli appuntamenti internazionali ai quali sarà chiamato a partecipare, i mondiali in Corea, ma con uno sguardo già verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ho cambiato da gennaio, quindi da pochissimo, il partner di sincro. Adesso salto insieme ad un atleta della Marina Militare, Lorenzo Marsaglia. È una coppia che secondo me è affiatata, abbiamo voglia comunque di far vedere quanto valiamo, anche se non ci siamo allenati tanti abbiamo le caratteristiche fisiche e tecniche molto, molto simili, quindi questo è un aiuto per entrambi, nel senso non è poi così difficile andare in sincro insieme a lui, perché dopo il conteggio ognuno fa il tuffo per sé e alla fine sembra che tutto vada bene. Ovviamente ci sono delle piccole correzioni ancora da rivedere, dei particolari importanti da correggere, però per adesso è un'ottima sensazione, un buon sincro, quindi un'altra possibilità, quindi è importante. Obiettivi e speranze come quelle che hanno riportato in acqua il giovane nuotatore Emanuel Bortuzzo, ferito da un colpo di pistola a Roma che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Lo striscione dedicato a lui, nell'occasione la Cosenza Nuoto, che continua a coccolarsi il suo campione, ha voluto presentare anche Spazio Acqua, il periodico edito dalla stessa società e dedicato nel suo primo numero di marzo 2019 alla figura dell'indimenticato presidente Giancarlo Manna. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Temporaneo miglioramento nella giornata odierna con aumento delle temperature, ma una nuova perturbazione ci raggiungerà in serata ed apporterà instabilità nella giornata di giovedì. Domani nuvolosità irregolare con associate piogge e rovesci più probabili su zone tirreniche ed interne. Deboli nevicate interesseranno i monti oltre i 1200-1300 metri. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionari e le massime. Domani mari molto mossi o agitati con venti moderati da nord-ovest. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.